Stefano Patuanelli, vicepresidente del Movimento 5 Stelle. La Meloni ha detto più volte che con questa riforma l'Italia si sarebbe adeguata a tanti altri paesi. Onestamente questa delle tante argomentazioni che il centrodestra ha portato mi sembra quella di maggiore buonsenso. Perché ecco, voi avete convinto i vostri elettori a fare il contrario? Beh, innanzitutto perché questa riforma non prevedeva esclusivamente la separazione delle carriere, ma anche la modalità, ad esempio, di scelta e di definizione dei 2 CSM attraverso il sorteggio, che invece rappresentava un unicum per l'intero mondo, perché non c'è nessun altro paese in cui il CSM viene sorteggiato ma ha una forma di elezione. Ma soprattutto abbiamo raccontato la verità delle cose rispetto a questa riforma, cioè abbiamo messo in modo chiaro ed evidente in luce il fatto che con questa riforma non si andava ad efficientare la giustizia, non si riequilibravano poteri che sono già equilibrati, ma semplicemente si indeboliva il potere giudiziario, perché creare 2 CSM e eleggere con il sorteggio, quindi non eleggere ma sorteggiarne i rappresentanti, significava indebolire fortemente la parte togata dei 2 CSM e invece mantenere in vita la forza della parte politica, quindi la parte laica, che sarebbe sì stata comunque sorteggiata, ma su un elenco fatto e deciso dal Parlamento, quindi da membri comunque decisi dal Parlamento. Significava dare forza a una minoranza. Abbiamo sempre detto, in un condominio, se hai una minoranza di condomini molto coesi che abitano in quel condominio da 30 anni, è facile che riescano a gestire, seppur da una minoranza numerica, quel condominio. Abbiamo rappresentato alcuni dei pericoli che secondo noi questa riforma si portava dietro, e evidentemente il Paese ha pensato e ritenuto che la Costituzione sul punto doveva restare quella che è. Ma a proposito di alternative al governo Meloni, Conte si candiderà alle primarie? Beh, è del tutto evidente che nel lanciare le primarie tutte le componenti del campo progressista dovranno individuare un loro candidato, ed è chiaro che dopo un ragionamento che faremo nella nostra comunità, con la comunità del Movimento 5 Stelle, non vedo motivi ostativi alla candidatura di Giuseppe Conte, che ha già fatto per 2 volte il Presidente del Consiglio, alle primarie. Vede, io credo che il risultato di oggi è vero che ha un'incidenza, a mio avviso, sulla maggioranza e sul governo, ma soprattutto impegna le opposizioni a costruire un progetto alternativo al Paese, non di contrapposizione, lo stare tutti insieme solo perché non vinca il centrodestra, non vinca Giorgia Meloni. Noi abbiamo un obbligo etico e morale di costruire un'alternativa credibile al centrodestra, e penso che da domani dobbiamo impegnarci in questo. Torno su un concetto che lei ha espresso prima del telegiornale. Lei ha detto chiaramente, insomma, sul fronte del campo largo, usiamo questa tassonomia ormai giornalistica, no? Non basta, ecco, avere un avversario da sconfiggere, bisogna poi trovare un'intesa programmatica. Ma quanto è distante la vostra visione del futuro rispetto a quella del Partito Democratico? Penso soprattutto alla politica estera. Solo 30 decimi di secondo una risposta al Vice Ministro Sisto, quando diceva che nel campo del no si è veicolato un messaggio fuorviante, paventando cose che questa riforma non prevedeva. Ricordo la Presidente del Consiglio dire che con la vittoria del no avremmo avuto immigrati, stupratori, pedofili liberi, e anche questo non mi sembrava un messaggio totalmente aderente al risultato poi che oggi abbiamo visto. Io credo che non siamo tanto distanti. Vede, una delle grandi intuizioni di Silvio Berlusconi è stata proprio quella di costruire una cornice del centrodestra, all'interno della quale il centrodestra si è sempre mosso dall'arrivo in politica di Silvio Berlusconi, cosa che il centro-sinistra non è mai riuscito a fare, salvo in qualche momento. Oggi credo invece che si debba prendere atto che esiste una risposta del campo progressista che deve costruire quella cornice. All'interno di quella cornice ciascuna forza politica che lo compone deve colorare un pezzo di quel quadro con la sua identità, col suo portato, ma all'interno di una cornice comune. E credo che quella cornice comune, come diceva prima Francesco Boccia, abbiamo iniziato a costruirla
già da tempo dal governo Conte 2 e dal lavoro parlamentare che stiamo facendo quotidianamente. Quindi non siamo per niente lontani dalla costruzione di un progetto alternativo. Francesco, noi siamo in un contesto molto particolare, che è quello di una guerra subita dall'Italia, non voluta. La Premier ha più volte rivolto l'appello alle opposizioni affinché si collabori in Parlamento proprio per trovare le soluzioni migliori negli interessi degli italiani. Voi interpretate in aula un'opposizione molto dura a questo governo. Beh sì, perché abbiamo le nostre idee e le rappresentiamo al governo. Se si chiede collaborazione si deve offrirla, non si può partire dal presupposto che il governo fa le scelte che crede e le opposizioni debbano per forza in qualche modo supportarle, perché siamo in un momento di crisi internazionale complessa. Dopodiché sul tema dell'ultimo conflitto, quello tra Iran, Stati Uniti e Israele, io vorrei capire su cosa dovremmo condividere, perché un governo che dice non condanniamo né condividiamo non ha una posizione, quindi le opposizioni sono anche un po' spiazzate, perché come ci collochiamo quindi nel limbo? No, io invece vorrei un governo che, se condivide l'azione militare israeliana e americana in Iran, dà il supporto a quell'azione militare, se la ritiene sbagliata invece non lo dà e lo dice anche ai partner che rimangono tali, ma che quando sbagliano, diciamo, bisogna essere in grado di poterglielo dire.